Ma buongiorno Renzo, come stai? Buongiorno professor Maggi, buongiorno. Oggi abbiamo un graditissimo ospite, Oggi abbiamo un ospite graditissimo, come dice lei. l'amico Pasqualino, me lo so scritto, guarda qua, Pasqualino Simeoni, vicepresidente del collegio periti agrari di Rovigo e coordinatore di zona di Confagricoltura Rovigo. È uno che se ne intende. No, secondo te partire la presentazione, cosa ne parliamo oggi? Penso di agricoltura, penso. Fuori onda ci spiegavi. Una tempesta perfetta, gli stimi che si abbassano sempre di più. E la nostra cultura che è estensiva e ha delle grosse difficoltà perché poi appunto i listini non ti premiano. Produce dei commodity, quindi dei prodotti, delle produzioni agricole che sono, diciamo così, alla portata di ampie zone del mondo. Quindi non è un'agricoltura, diciamo così, in specialità la nostra, se non per certi piccoli aspetti. Per l'agricoltura è un momento molto delicato, molto particolare, perché prima col Covid, poi con i conflitto russo-ucraino e conflitto medio orientale, si sono infiammati i prezzi delle materie prime. Noi siamo grandissimi importatori. Il nostro Made in Italy, eccellenze agroalimentari italiane, rimangono in piedi perché siamo bravi a lavorare i prodotti. E il nostro grano non basta per fare la pasta Made in Italy e dobbiamo comprare da fuori. Non siamo produttori, diciamo così, che riescono a soddisfare i bisogni in terra. Noi dobbiamo comprare molto, compriamo di tutto, compriamo carne, compriamo cosce di maiali per fare i prosciutti, compriamo diversi prodotti, diverse specialità, ma compriamo soprattutto le granelle, quindi mais, orzo, frumenti che servono per alimentare le nostre mandrie. In più ci troviamo in un bacino chiuso mediterraneo dove giocoforza i prodotti che arrivano, le commodity, i cereali in questo caso, che arrivano dal Mar Nero, da quella zona di produzione, sono adoperati per finanziare un po' quella guerra, perché quel paese martoriato che è l'Ucraina cosa può darci a noi? E penalizzano il prodotto interno. Da lì arrivano concimi e costano carissimo, che arrivano dalla Russia e dall'Ucraina. Arrivano in cambio dei cereali che hanno necessità assoluta di vendere, di essere venduti e quindi comprati dai nostri trasformatori. E finché non è finita la guerra noi non abbiamo possibilità di portare i nostri beni finiti. I nostri prodotti industriali non vanno indietro, ok? Perché là c'è tutto fermo con la guerra. Tu Renzo però hai seguito nel tuo passato politico e anche nel tuo presente politico l'agricoltura. Qual è il ganglio per trasformare un'agricoltura come la nostra competitiva e soprattutto non essere così vincolata a umori? Mi viene da dire un cielo a Sant'Antonio, cosa possiamo fare? Perché la situazione è veramente, lo dico drammatica, però veramente preoccupante, che la tassa in testa, perché come diceva molto bene prima il capo di zona dell'associazione agricoltura, noi siamo realmente sempre più un paese di trasformazione e nel momento in cui vengono meno le condizioni internazionali per trasformare, noi siamo export più di altri perché siamo un paese piccolo. Ad ogni problema bisogna avere anche una soluzione o perlomeno proporre una soluzione. Non è facile. Cosa proponete voi agricoltori in generale? Non toccato solo con Confagricoltura, ma anche CIA, ma anche Coldiretti. E tra l'altro è una massa critica talmente importante perché 3 associazioni che hanno al loro interno qualche milione di persone dovrebbe avere un peso dei siti importante. Le qui tocchi un punto molto nevralgico, perché il mondo agricolo, prima hai detto una frase, non so se la telecamera era accesa, e gli agricoltori sono da sempre riconosciuti come un gruppo, una categoria che si lamenta molto, ok? In realtà gli agricoltori, io do la colpa agli agricoltori di questo, non hanno mai saputo costruire una unitarietà e c'è il mondo agricolo è molto diviso, le associazioni da noi sono 3, in altri stati agricoli molto importanti c'è una voce univoca. Tu capisci che la frammentazione in questo mondo globalizzato è un problema enorme. Anche soffriamo tutti della stessa malattia, cioè se fanno fatica, una volta si diceva non riesco, Kissinger diceva io parlerei con gli europei, ma non so dov'è il numero telefonico dell'Europa
Cioè, il problema evidenziato è fondamentale. Salutiamo l'amico Doriano Mancin che, Ciao Doriano! sì, che era qua presente. Il problema è essenziale, e cioè noi non riusciamo a fare sintesi insieme. Quando viene portata avanti un'istanza e tu la dividi in 3-4 branche perché devi accontentare con Faribotura, col DirectC e ascoltare una pluralità di eventi, alla fine spezzetti l'importanza di quella richiesta lì e viene vista, viene declinata in sfaccettature diverse. In realtà, se noi prendiamo 10 agricoltori, li mettiamo di fronte al problema dei prezzi cereali, mi sono per tutti. Non fanno distinzione bianchi, gialli, verdi, hai capito? E come mai non si riesce a trovare Come mai? una sintesi? Perché siamo un paese di individualisti. E siamo anche Un individuo. continente di individualisti. Beh, se tu guardi la storia europea, vedi che è una storia fatta di poche paci e molte guerre negli ultimi 1500 anni. Ma al di là di questo, noi siamo realmente ricchi di cultura, di storia e di opportunità, ma anche litigiosi sì. E con questa, Auguri a tutti, buona giornata. futuro